Non posso essere più ottimista, non posso essere più ottimista. Io su alcune questioni che riguardano anche l'alluvione ci andrei cauto perché sono state sbagliate alcune cose, per esempio una cosa in positivo doveva essere lasciato più tempo per fare le domande, perché molti hanno rinunciato a fare la domanda non tanto perché la burocrazia è pesante, perché non hanno avuto neanche il tempo di farla. Io riaprirei i termini, per esempio. Poi ci sono stati degli errori anche sul discorso che riguarda lo slittamento delle tasse, non è stato capito fin da subito. Poco male, per carità, si rimedierà, ma ricordo che c'è gente che ha dovuto pagare ancora sotto, vi spiego, acqua, ha dovuto pagare perché il 16 di novembre ha dovuto versare i soldi. Sono stati due decreti. Due deroghe veloci per arrivare a quella più lunga. Guarda, quella uno esperto come te. Guarda che non è così. Purtroppo, per esempio, artigiani e commercianti hanno dovuto pagare lo stesso, non sono rientrati nella proroga, per i loro contributi hanno dovuto versare. Cose di questo genere che per carità non inficiano quello che è stato lo sforzo, quello che è stata la reazione dei veneti che si sono rimboccati le maniche, sono riusciti a far sparire almeno le ferite, quelle superficiali, sono sparite. Dei giornalisti venuti da fuori hanno detto che non si vedevano più tracce di alluvione, purtroppo ci sono dentro, sempre così. purtroppo ci sono dentro le aziende, chi ha consegnato in ritardo, chi non ha potuto consegnare, sono queste le situazioni. Poi dopo anche sull'economia italiana magari nel proseguo parleremo, perché ci sono... Anche a lei, cioè, questo 2010 resta impresso per l'alluvione e per la crisi? Sì, resta impresso per l'alluvione, ma resta impresso anche per alcune cose che secondo me si potevano fare e non sono state fatte. Al mio amico Tremonti l'ho detto parecchie volte, ripeto, io sono un estimatore, uno che l'ha difeso in parecchie occasioni. Il discorso dei conti a posto è un discorso saggio che è ritornato diciamo quasi casualmente a favore suo, però la Germania, che ha fatto una politica diversa, che ha investito sulla ripresa, è riuscita a fare molto meglio, per esempio sulla disoccupazione. La Germania è unica, per carità.